Grazie a tutti per essere qua. Più che parlarvi un po' dei primi risultati che verranno fuori appunto da questo discorso, sono molto contenta di essere qua perché è il momento in cui l'università esce e interloquisce con il territorio. È quanto mai importante che i nostri dati, le nostre ricerche siano stimolate anche da quelle che sono invece le considerazioni delle persone che operano appunto come attori economici nel territorio. Questo progetto che cosa guarda? Il titolo di questo progetto è chiaro, è I costi dell'insularità. È un progetto che è stato finanziato dalla Regione, anzi uno dei tender della Regione, quindi è una delle domande che la Regione ha ritenuto essere domande di interesse, di volere delle risposte, di volere dei numeri soprattutto, di volere delle misurazioni, voler cercare di capire cioè in che maniera possiamo declinare i costi dell'insularità e perché. Non è così banale rispondere a questa domanda, perché se parliamo di insularità noi abbiamo subito una veloce tassonomia degli elementi che sono trasporto, distanza. Ma parlare di trasporto e di distanza significa parlare di tutto e di niente, perché bisogna cercare di capire come questi elementi invece si declinano con altre caratteristiche della condizione insulare. Ecco perché già questo progetto quello che fa, il tentativo è di spostarci dalla visione Sardegna, poi ritorneremo nella parte finale del progetto alla Sardegna e di mettere tutto in un quadro ben più ampio, di riportare tutta una dimensione internazionale. E qua cominciano le difficoltà, perché quando si parla di isole, io ho presentato da poco un lavoro sui costi di trasporto e le condizioni geografiche, poi vi parlerò di queste condizioni geografiche estreme che trovano le isole assieme ai paesi che non hanno nessun accesso al mare. Ebbene, quando io dimostro che una volta controllata per la distanza i costi di trasporto sono più alti per le isole, cioè per le economie insulari, sia dal lato delle esportazioni che dal lato delle importazioni, uno dei maggiori macroeconomisti esistenti adesso viene, mi parla dopo e mi dice: ascolta, chiariamoci, che cosa c'è dietro quel risultato? In che senso isole può essere uno svantaggio? Perché fammi degli esempi, mi diceva, al che io chiarivo subito, avevo subitamente qual è il problema quando si parla di isole. Io nel mio database ho l'Inghilterra, ho il Giappone, ho l'Australia. Chiaramente stiamo parlando di isole, di territori che sono completamente differenti dalla Micronesia. Quindi parlare di isola già di per sé non significa parlare di essere in una condizione geografica di svantaggio. C'è qualcosa che è la condizione insulare, quindi una condizione di trasporti, una condizione di distanza che aggiunge quello svantaggio. E il macroeconomista quello che mi voleva dire è: qual è la ragione che porta appunto quei risultati? Perché i costi di trasporto sono così alti per le condizioni geografiche estreme che sono appunto quello di Stato-isola, e io sto parlando di Stati, poi sappiamo benissimo che la condizione della Sardegna è di essere una regione dentro uno Stato, quindi in quei dati io guardavo tutti i paesi del mondo che sono isole e li confrontavo a tutti i paesi del mondo che non hanno quella condizione insulare. Un'altra condizione geografica estrema è quella di non avere nessun accesso al mare. Allora, dietro queste condizioni qua, che cosa c'è? Prima di tutto sappiamo benissimo che la dimensione conta. Quando guardiamo l'Inghilterra, quando guardiamo il Giappone, guardiamo a isole grandi, che sono grandi in senso territoriale ma in senso anche di dimensione economica, popolazione. Oltre alla loro grandezza c'è un altro elemento, c'è una certa cosa che viene chiamata densità, che entra e che determina molti dei processi economici più recenti. Perché? Perché noi sappiamo che essere isola può essere costoso, chiaramente ce lo dirà un imprenditore quanto è costoso essere isola e quali sono le dimensioni di interesse, ma lo sappiamo anche noi consumatori quanto è costoso stare in un'isola, quando andiamo a cercare, che ne so, i prodotti di alcune catene che qua non ci siano, che qua in Sardegna non sono ancora arrivate. Non abbiamo Ikea, abbiamo sì Decathlon, però non abbiamo mille altre catene, non abbiamo cioè tutta una serie di varietà di prodotti che sono presenti in altre economie.
Quindi c'è un problema che riguarda la differenziazione del prodotto che ci guarda come consumatori. E questa che cosa è dovuto? Questo è uno dei filoni della nostra ricerca. È dovuto al fatto che le catene, ma non solo, le attività produttive si sviluppano nel territorio seguendo quelle che sono delle logiche di densità. Se noi arriviamo in un territorio che oltre ad essere di difficile accesso ha anche una densità molto bassa, incontreremo dei costi che sono ancora più alti. Ecco che comincia a comporsi una tassonomia degli elementi, quindi l'essere isola di per sé non è detto che sia una fonte che ponga appunto la regione e il paese in una condizione geografica così svantaggiosa. Sono anche gli elementi che aiutano, tra virgolette, che determinano la condizione di insularità di essere una condizione svantaggiosa. Perché associare le isole poi a un altro tipo di territorio che è quello di non aver accesso diretto al mare? Perché i paesi che sono chiamati infatti landlocked, cioè che sono attorniati da altre terre, e questi paesi sono per noi di interesse, per noi che studiamo le isole. Perché? Perché esiste un rapporto che è stato di recente pubblicato dalla Banca Mondiale, il cui titolo è esemplificativo, è i costi di essere landlocked. Cosa dice questo rapporto? Considerate perché la Banca Mondiale è molto interessata ai paesi senza accesso al mare, perché circa 2/3 dei paesi africani sono landlocked. Quindi se noi dobbiamo guardare uno dei continenti che ha più difficoltà di sviluppo, dobbiamo considerare bene anche quella relazione. Cosa viene fuori da questo rapporto che guarda i paesi landlocked nel mondo, quindi landlocked è anche Lussemburgo, non stiamo parlando soltanto di Africa. Cosa viene fuori? Se mi fa vedere un attimo il grafico di interesse di questo rapporto, è che i costi di essere landlocked non sono dovuti tanto all'infrastruttura, ai costi dell'infrastruttura, non sono i costi delle strade presenti o assenti o finite e non finite. Il costo di essere landlocked è il costo dell'imprevedibilità, cioè il fatto che io devo attraversare degli altri stati e nell'attraversare degli altri stati devo mettere nelle mie funzioni di costo tutta una serie di fattori che non sono dentro il mio controllo. Cosa determina questo? Il fatto che io come paese attorniato da altri paesi ho un volume di commercio molto basso, tendo ad esportare o importare magari di meno. Questo perché? Perché i costi della logistica sono molto alti. E perché i costi della logistica sono molto alti? Sono molto alti per questo fattore di imprevedibilità, ma sono molto alti anche perché se il volume è basso, il numero di operatori che servono il sistema della logistica sarà anche ridotto. Se il numero degli operatori è ridotto, questo introduce nuova imprevedibilità. Se c'è imprevedibilità, il volume rimarrà basso. Ovvero, cosa stiamo dicendo? Stiamo parlando di una tassonomia degli elementi che si rincorre, un fattore che va a rafforzare gli altri fattori, quindi è difficile in qualche modo spezzare questa catena. Perché le landlocked sono di interesse per noi che studiamo i costi dell'insularità? Perché se pensate l'isola ha tutti i vantaggi di avere l'accesso al mare, ma anche lo svantaggio di essere completamente circondata dal mare. Quindi che succede nei sistemi insulari? Che alcuni mezzi di comunicazione e trasporti sono assenti. Quindi la differenza tra una zona remota del mondo e una zona insulare è che la regione remota, considerate la Calabria e la Sardegna, la Calabria sarà remota nel senso che lontana da Milano e possiamo paragonare con la distanza alla distanza insulare, però ha tutti i sistemi di trasporto, tutte le possibilità di trasporto attive. Il fatto di essere circondati completamente dal mare invece introduce di nuovo questo elemento di imprevedibilità, questo elemento di incertezza. Quindi il costo del trasporto, il costo della logistica deve tenere conto di quelli che sono i costi di questa imprevedibilità e per quello una parte, uno dei filoni di questo progetto è rendere i costi di trasporto, correggerli, completarli per tenere conto di che cosa?
Quali sono i servizi attivi di trasporto? Qual è la loro frequenza? Qual è l'imprevedibilità del servizio? Da che cosa dipende tutto questo? Quindi non significa soltanto di parlare di costi alti o bassi rispetto a uguali distanze, significa mettere tutti questi fattori nel computo in qualche modo. E quindi a questo punto parlare di costi di trasporto significa parlare di uno dei costi del commercio più alti. Però assieme, quando guardiamo i costi del commercio, vorrei farvi vedere invece il secondo grafico, e questo è un lavoro recentissimo che è stato pubblicato qualche mese fa. Quando si cerca di capire, qua abbiamo le determinanti dei costi di trasporto, dove i costi di trasporto che sono stati calcolati qua, che sono, mettiamola così, la variabile dipendente, i costi di trasporto qua calcolati sono dei costi onnicomprensivi di tutti i fattori, perché sono calcolati raffrontando i dati del commercio internazionale con i dati del commercio interno. Qual è l'intuizione? Se io commercio molto al mio interno come regione piuttosto che all'esterno, vuol dire che commerciare all'esterno è molto costoso rispetto a far circolare le merci dall'interno. Quindi questa variabile è una variabile unicomprensiva di tutto. Quello che si fa in questo grafico è cercare di capire quali sono le componenti più importanti di questi costi del commercio. E vedete qua che le componenti più importanti del costo del commercio sono da una parte la distanza. Maggiore è la distanza, maggiori sono i costi di trasporto. Ma assieme a questi abbiamo la connettività di un paese, di un'economia, la connettività via aerea, ma la connettività via mare, ma soprattutto qual è l'indicatore di performance della logistica, cioè l'interazione tra la connettività e la logistica è fondamentale per chiarire qual è il livello dei costi del commercio di un paese. Ecco perché parlare di logistica significa parlare ben più che di appunto organizzazione delle merci dentro un territorio, significa parlare di competitività di un sistema economico, significa di parlare di come questo sistema economico si confronta con l'esterno e delle sue capacità che ha di essere competitivo al di là di questa area di densità economica molto bassa, anzi di superare tutto il problema della bassa densità economica. Qua in questo punto lascerei appunto la parola agli altri relatori. Va bene.